ringraziamo per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, ma adesso, Dio, la nostra preghiera è che tu possa toccare i nostri cuori attraverso la tua parola. Per questo io ti chiedo, Signore, benedici questa chiesa, benedici i tuoi figli, parla con noi e che la tua volontà possa essere fatta in noi e a partire da oggi attraverso di noi. Per questo ti prego nel nome di Gesù. Amen. Amen. Genesi, capitolo 15. Leggerò il versetto 1, poi il versetto 5 per aprire questa parola di oggi. Potete cercarlo sulle Bibbie finché bevo. Amen. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà grandissima. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Fino a qua. Ho voluto cominciare questa parola con questo testo perché queste stelle di cui ci parla, questa visione, no? Che Abramo ha avuto di Dio, queste stelle, ovvero la sua discendenza, siamo noi. Noi siamo la discendenza di Abramo. Noi siamo il popolo che è stato generato a partire da quella promessa che Dio fece ad Abramo. E la parola di oggi, come potete vedere, si intitola Sei parte di una storia. E in questi passi, in questa visione di questa discendenza, di queste stelle, ha inizio questa storia. Ma inizialmente, pensate, questa parola aveva un altro titolo, che era Sei parte di una storia? No, dopo ho tolto il punto interrogativo, perché volevo che fosse più profetico. No, sei parte di una storia. Ma inizialmente il titolo era Sei parte di una storia. E io vorrei che tu chiedessi alla persona vicino a te: sei parte di una storia? O meglio, sei parte di questa storia? Ti senti parte di questa storia oppure no? La Bibbia ci dice in Romani al capitolo 4 che Abramo ha lasciato, questo stesso Abramo di cui abbiamo letto in quel versetto, ha lasciato delle orme di fede che noi dobbiamo seguire. E una di queste orme di fede che Abramo ha lasciato, è chiaro, Abramo ha vissuto cose inimmaginabili nella sua vita, cose grandiose veramente, tant'è che lui è chiamato il padre della fede. Ma una delle cose più grandi che noi dovremo seguire come discendenza di Abramo, se vogliamo seguire le sue orme, sta nel fatto di come Abramo è stato al centro, ha vissuto il centro della volontà di Dio. E questo fino dall'inizio della sua storia. Se vi ricordate, all'inizio della storia di Abramo, Dio chiama Abramo. Abramo non credeva in Dio. Abramo abitava in Mesopotamia. Sappiamo che suo papà adorava altri dei, idoli. Abramo non credeva in Dio, non sapeva chi era Dio, non aveva quella conoscenza di Dio di cui noi abbiamo cantato prima. E Dio chiama Abramo. E che cosa gli dice? Abramo, esci dal tuo paese, esci dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre e vai verso il paese che io ti mostrerò. E Abramo che cosa decise di fare? Decise di vivere la volontà di Dio. Abramo uscì dalla sua casa e andò verso la terra di Canaan. Se noi vediamo
Ogni personaggio biblico, ogni grande personaggio della Bibbia, dell'Antico, del Nuovo Testamento, hanno tutti una cosa in comune: hanno deciso di fare la volontà di Dio, hanno deciso di fare parte di questa storia, hanno deciso di essere al centro, di vivere il centro della volontà di Dio. C'è un episodio bellissimo, no? Di Giosuè, quando Giosuè, dopo che ha conquistato la terra promessa, raduna tutto il suo popolo, il popolo di Israele. Lui era il capo del popolo di Israele e gli dice: adesso voi avete visto quello che Dio ha fatto per noi, avete visto come ci ha liberato dall'Egitto, avete visto come ci ha condotto nella terra promessa, come ci ha fatto conquistare le grandi città fortificate che c'erano qua. Abbiamo conquistato tutto grazie a Dio. Adesso che avete visto questo, decidete voi cosa volete fare: tornare ad adorare gli dei che adoravano i vostri padri in Egitto, oppure volete adorare soltanto Dio? E Giosuè dice: fate quello che volete, ma quanto a me e alla mia famiglia, noi serviremo al Signore. Questa frase, che è una frase molto conosciuta, si può riassumere in questo: io e la mia famiglia vogliamo fare parte di questa storia. Io e la mia famiglia vogliamo essere al centro della volontà di Dio. E così molti altri grandi uomini di Dio, Davide, i profeti, la storia di Giona, no? La storia di Giona è un esempio molto chiaro di una persona che inizialmente non voleva fare la volontà di Dio. Vi ricordate la storia di Giona? Dio chiama Giona, questo profeta, per andare a evangelizzare, convertire una città che era tutta di peccatori, la città di Ninive, capitale della Siria. E Giona si rifiuta inizialmente di andare a predicare a questa città. A Giona i niniviti non piacevano, gli stavano proprio qua, non gli piacevano gli assiri. Voleva che una pioggia di fuoco cadesse su quella città e li uccidesse tutti. Ma Dio chiama lui per andare a evangelizzare questa città e lui inizialmente si rifiuta. Poi sappiamo tutti com'è la storia, no? Dio fa inghiottire Giona da un grande pesce e dopo 3 giorni all'interno di questo pesce Giona clama al Signore. E si può riassumere così quello che ha detto: Dio, io voglio tornare al centro della tua volontà, io voglio fare parte di questa storia. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo tanti altri esempi. L'esempio più grande però sicuramente è quello di Gesù. Gesù, quel giorno, è un episodio che ripeto spesso, ma quel giorno, finché stava facendo una delle sue ultime preghiere, stava vivendo un momento di angoscia così grande perché sapeva che doveva salire sulla croce. La Bibbia ci dice nel Vangelo di Luca che ha cominciato a sudare sangue, tanto era l'angoscia che Gesù stava vivendo. E in quella preghiera Gesù disse: Dio, se è possibile che sia fatta la mia volontà, ma fai quello che devi. Io voglio fare parte di questa storia. Che se è possibile, non vorrei, ma che sia fatta la tua e non la mia volontà. Voglio essere al centro della tua volontà. Ci sono episodi così in tutta la Bibbia e sapete perché ci sono episodi così in tutta la Bibbia? Perché, come ho detto prima, tutti i grandi uomini di Dio oggi sono ricordati perché hanno deciso di fare parte di questa storia. Hanno deciso di essere al centro della volontà di Dio. Ma per essere al centro, per vivere la volontà di Dio, non è così facile. Non è così facile. Vivere la volontà di Dio comporta spesso rinunce, comporta spesso sacrifici. Fare parte di questa storia comporta sacrifici. E ho citato 4 esempi, potevo citarne molti altri, ma prendiamo l'esempio di Abramo. Che cos'è che Dio ha chiesto ad Abramo? Abramo, esci dal tuo paese. Abramo, esci dalla casa di tuo padre, esci dalla tua parentela, abbandona la tua famiglia se vuoi fare la mia volontà. Abbandona quella a cui sei legato se vuoi fare la mia volontà. A Giosuè,
Giosuè, immaginatevi la situazione di Giosuè. Giosuè era il leader, era capo del popolo di Israele. Non era re, ma è come se fosse stato un re per il popolo di Israele. E quando Giosuè ha detto quelle parole per vivere il centro della volontà di Dio, ha detto: ragazzi, a tutto il popolo, fate quello che volete. Se non volete seguire Dio, andate, fate quello che volete. Io seguirò Dio, voi fate quello che volete. In quel momento Giosuè stava dicendo: se volete, rifiutatemi come capo. Io sono disposto a lasciare la mia leadership. Io sono disposto a lasciare la mia posizione. Io sono disposto a lasciare il potere che ho avuto su di voi fino adesso per fare la volontà di Dio, per essere al centro della sua volontà, per vivere questa storia. Essere al centro della volontà di Dio comporta sacrificio. A volte il sacrificio è lasciare qualcosa che ci è caro, a volte il sacrificio è rinunciare a una posizione che noi abbiamo. Giona, per fare la volontà di Dio è dovuto andare contro la sua volontà. Lui non voleva che quella città fosse salvata. Giona desiderava che fosse distrutta, rasa al suolo, e per fare la volontà di Dio è andato contro la sua stessa volontà. E Gesù, per fare la volontà di Dio, ha dovuto donare la sua vita. È facile fare la volontà di Dio? È facile? Non è facile fare la volontà di Dio. Tutto nella cultura del regno dei cieli, tutto ha un prezzo. Il cielo stesso, il regno dei cieli ha un prezzo. Ma quanto costa il regno dei cieli? Il regno dei cieli è di grazia. Di grazia vuol dire è gratis. Sì, è gratis. Ci sono delle cose da sottolineare. Se volete avere una spiegazione più corretta di come entrare nel regno dei cieli, c'è la live del culto della settimana scorsa. Andate a riguardarvi la predica della settimana scorsa che si parla di questo. Oggi non voglio riprendere questo argomento. Ma Gesù racconta una parabola una volta. Il regno dei cieli è simile a un uomo che trova un tesoro che è nascosto in un campo. E allora che cosa fa questo uomo? Va, vende tutto quello che ha per comprare il campo in cui c'è il tesoro. Il regno dei cieli era il tesoro. E che cosa ha fatto l'uomo? Ha venduto tutto quello che aveva. Quanto costa il regno dei cieli? Tutto quello che noi abbiamo. Tutto quello che noi abbiamo. E allo stesso modo fare la volontà di Dio ha un prezzo. Gesù ha detto: vuoi seguirmi? Seguirmi non è così facile. Anche lì Gesù racconta delle parabole, dice qual è l'uomo che se deve costruire una casa, prima non fa i conti di quanto spenderà per costruirla, perché non avvenga che finché la costruisce non ha abbastanza soldi per finirla. Gesù ci sta dicendo: vuoi seguirmi? Abbi saggezza in quello che stai facendo, perché seguirmi ha un costo. E veramente tu riuscirai a seguirmi fino alla fine? No, seguire Gesù, fare la sua volontà, essere al centro della sua volontà ha un costo. E abbiamo visto questi uomini di Dio, ognuno di loro ha dovuto pagare un prezzo per seguire Gesù. Ha dovuto rinunciare a qualcosa, ha dovuto sacrificare qualcosa per essere al centro della volontà di Dio, per vivere questa storia. E fratelli, sorelle, per noi non è diverso. Se tu pensi che nella vita cristiana sia tutto guadagno, non è così. Certo, il guadagno è infinitamente superiore a quanto noi dobbiamo rinunciare. È infinitamente superiore. Ma nonostante questo, ci sono cose a cui noi dobbiamo rinunciare. Ci sono rinunce quotidiane che noi dobbiamo fare. Ci sono sacrifici che noi dobbiamo fare nelle nostre abitudini, nel nostro modo di vivere, nei piaceri che noi un giorno avevamo e che alcuni di essi non possiamo continuare ad avere, se veramente vogliamo fare la volontà di Dio, se veramente vogliamo fare parte di questa storia. Ma è anche vero che se noi diciamo: sì Dio, io voglio fare parte di questa storia,
io voglio essere al centro della tua volontà. Le cose che possono avvenire sono cose meravigliose. Che cos'è successo quando Abramo, ad esempio, ha deciso di dire: sì Dio, io lascio la mia parentela, lascio la mia casa, seguo te, voglio fare parte di questa storia. Dio ha benedetto attraverso di lui tutta la discendenza fino a noi. Da lui è nato Gesù Cristo, colui che ci benedice fino ad oggi. Quindi il fare la volontà di Abramo è stato fonte di benedizione per generazioni e generazioni. Che cos'è successo quando Giosuè ha dato quell'ultimatum al suo popolo? Ha detto: fate quello che volete, ma io e la mia casa serviremo al Signore. Tutto il popolo di Israele si è arreso al Signore, si è arreso a Yahweh e ha detto: noi non seguiremo più quegli dei, noi da oggi adoreremo soltanto Dio. Che cos'è successo quando Giona ha detto: non voglio fare questa cosa qua, però va bene, Dio, voglio essere parte di questa storia, voglio essere al centro della tua volontà. Giona va a Ninive, converte, predica, converte tutta la città. La città di Ninive, pensate, è una conversione così grande che nella Bibbia c'è scritto che anche gli animali cominciarono ad adorare Dio in quella città. Pensate che conversione gigantesca, no? Non soltanto gli uomini, anche gli animali iniziarono ad adorare Dio. Pensate quello che ha portato quando Giona è diventato parte della storia, si è messo al centro della volontà di Dio. Quello che ha potuto fare è quello che ha fatto Gesù quando si è messo al centro della volontà di Dio. Il suo sacrificio ha portato vita e vita eterna a tutti quanti noi. Ci ha permesso oggi di godere del regno dei cieli. Cosa succede quando noi ci mettiamo a disposizione di Dio? Quando noi ci mettiamo al centro della sua volontà? Sì, è vero, mettersi al centro della sua volontà comporta sacrifici, comporta rinunce, ma guardate quali cose grandiose possono avvenire quando noi iniziamo a muoverci come Dio vuole che noi ci muoviamo. È per questo motivo che Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Perché queste cose che hanno fatto questi grandi uomini, quindi che ho citato ad esempio Abramo, Giosuè, Giona, Gesù, quanto di quello che loro hanno fatto gliene è venuto a loro? Quanto di quello che loro hanno fatto ha influenzato le loro vite? No, quello che loro hanno fatto ha influenzato le vite di chi? Degli altri, delle persone intorno a loro. E per questo Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Perché? Perché quello che voi fate influenza gli altri. Siete il sale della terra, non siete il sale di voi stessi, perché quello che fate influenza gli altri. Siete la luce del mondo, perché quello che voi fate illumina gli altri. Quando Gesù dichiara che noi siamo la luce del mondo, fa un esempio molto bello, dice: una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta. Io ho capito questa parola di Gesù pochi anni fa, perché prima io pensavo sempre che Gesù stesse intendendo così: una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta, no? Come una lamentela, non dovrebbe rimanere nascosta. Ma Gesù non sta dicendo quello. Ho capito questo quando 2 o 3 anni fa siamo andati a Parigi, no? Perché eravamo vicino alla Torre Eiffel la sera e a un certo punto la Torre Eiffel si è illuminata. È uno spettacolo bellissimo vedere la Torre Eiffel illuminata di notte a Parigi, no? E noi ci allontanavamo dalla Torre Eiffel, ma per quanto ci allontanavamo, noi continuavamo a vedere la luce della Torre Eiffel. Era qualcosa di meraviglioso, e in quel momento, finché guardavo la Torre Eiffel da tanto lontano, illuminata, che illuminava tutto quanto intorno a sé, ho capito quello che Gesù stava dicendo. Gesù non sta dicendo una città posta sopra il monte non dovrebbe rimanere nascosta. No, sta dicendo una città posta sopra il monte non può rimanere nascosta. È impossibile che rimanga nascosta. Non c'è possibilità che sia nascosta, perché tutti la vedranno.
è luce per il mondo. Tutti quanti da qua giù, guardando un monte, vediamo se una città è illuminata sopra il monte. E questo è quello che noi, come cristiani, siamo. Questo è quello che noi, se facciamo parte di questa storia, se siamo al centro della volontà di Dio, siamo. Siamo persone che non rimangono nascoste. Non che non dovremmo, che non rimangono nascoste. Se noi stiamo vivendo al centro della volontà di Dio, è impossibile che noi rimaniamo nascosti, e la nostra luce per forza influenzerà, contagerà le persone che ci vedranno. Amen. Amen. Questo era un momento per dire amen. Tu sei una persona che non puoi, non devi rimanere nascosta. Chi mette gli occhi su di te sarà contagiato, sarà influenzato da quello che tu traspari, dalla tua luce. Ma stiamo parlando di essere al centro della volontà di Dio, ma in che modo vivere la volontà di Dio? O anche, solo più semplicemente, in che modo conoscere la volontà di Dio? Nelle ultime 2-3 settimane abbiamo posto enfasi, no, nelle prediche sull'essere figli di Dio. No, abbiamo parlato dei cristiani figli, se vi ricordate, e abbiamo detto chi sono i figli di Dio. Ma lo ripetiamo, Giovanni, capitolo 1, versetto 12-13, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli c'è che credono nel suo nome. Primo prerequisito per essere figli di Dio, credere nel nome di Gesù. Ma c'è un secondo prerequisito, i quali non sono nati né da sangue, né da carne, né da volontà di uomo, ma che sono nati da Dio. Essere nati da Dio è il secondo fondamentale prerequisito per essere figli di Dio, no? Un figlio è generato da chi lo partorisce. Noi nati da Dio siamo figli di Dio. Che cosa vuol dire essere nati da Dio? Gesù lo spiega 2 capitoli dopo, in Giovanni al capitolo 3, parlando con Nicodemo. Gli dice: vuoi nascere di nuovo? Vuoi nascere da Dio? Allora devi nascere da acqua e da spirito. Chi è nato da acqua e da spirito è figlio di Dio. E una volta che noi siamo nati di spirito, la nostra vita cambia. E in Romani capitolo 8 ci spiega in che modo la nostra vita cambia, dicendoci: quelli che sono della carne pensano alle cose della carne, sono inclinati verso le cose della carne, ma quelli che sono nati dallo Spirito, quelli che sono dello Spirito, pensano alle cose dello Spirito. La carne brama morte, ma lo Spirito brama vita e pace. Perché cosa c'entra questo con fare la volontà di Dio, no? Cosa c'entra tutto questo preambolo dell'essere nati dallo Spirito? Perché c'è un modo molto semplice per capire qual è la volontà di Dio. E in questi tanti anni, no, di credente ho sentito tantissime volte dire Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quello, Dio mi ha detto quest'altro, Dio mi ha detto anche un'altra cosa. Cioè, Dio sta parlando più in questi ultimi 10 anni quantomeno di quanto parlava al tempo di Isaia, perché sento così tante volte Dio parlare secondo le persone, no? E non sto dicendo che Dio non parli, Dio parla, Dio conferma, Dio parla attraverso sogni, visioni, conferma nei nostri cuori, no? Ma è veramente sempre Dio che parla? Ma siamo sicuri che è veramente sempre Lui? C'è un modo per capire se è veramente Dio che parla, anzi ce ne sono 2 quantomeno. Il primo modo è: interroga le scritture. Secondo la Bibbia Dio direbbe questo oppure no? Ma un altro modo per capire se veramente è Lui che parla, se veramente è la sua voce, se veramente è la sua volontà, è quello di seguire che cosa lo Spirito farebbe. Il salmista Davide nel Salmo 143, versetto 10, ci insegna come fare la volontà di Dio. E ci dice così: Dio, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio e il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Vuoi sapere come fare la volontà di Dio? È il suo spirito che ti condurrà a farla. È il suo spirito che ti insegnerà come fare la sua volontà. In che modo lo Spirito di Dio ci insegna a fare la sua volontà?
abbiamo detto prima, i pensieri dello Spirito, che quali sono? Cos'è che brama lo Spirito? Lo Spirito brama vita e pace. Allora tu pensa, quella voce ad esempio che hai sentito di Dio è una voce che ti conduce a fare vita oppure no? È una voce che ti porta a portare vita oppure no? La tua azione che vuoi compiere, il tuo pensiero che ti è venuto, lasciamo stare la voce di Dio, ma quello che noi facciamo oggi, quello che noi abbiamo in mente di fare domani è qualcosa che porterà vita intorno a noi oppure no? Essere al centro della volontà di Dio significa portare vita intorno a noi. Abramo ha detto sì, io mi metto a disposizione, voglio fare parte di questa storia. Ha portato vita a generazioni e generazioni per mezzo di quella benedizione che è scesa su tutti noi attraverso la promessa che Dio gli aveva fatto. Giosuè ha fatto quella scelta di dire sì, voglio fare parte di questa storia, io e la mia famiglia serviremo a Dio. E che cosa è successo? Ha portato vita a un popolo intero che si è arreso a Dio, a Yahweh. Giona ha detto sì, voglio fare parte di questa storia, ha portato vita a un'intera città di peccatori. Gesù ha detto sì, io voglio fare la tua volontà e ha portato vita eterna a me e a te. Ciò che brama lo Spirito è vita. Allora che cos'è che tu hai il desiderio di fare? Che cos'è che ti senti sospinto a fare? Vita oppure no? Quello che Dio ci chiede da fare fin dal principio. C'è un passo che a me piace tantissimo in Genesi, quando Dio chiede a Noè di fare l'arca, no? Per salvare l'umanità, vi ricordate? Sull'arca ci sale Noè con la sua famiglia e poi Dio chiede a Noè, porta sull'arca con te una coppia di esseri viventi, di creature viventi, per salvarle. Una coppia di è bello perché in questo passo Dio non parla di animali. In qualsiasi versione tu potrai... C'è il versetto anche? No, non c'è. C'è un versetto di Genesi 6,19. Grazie. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca 2 di ogni specie. Puoi prendere qualsiasi versione tu abbia della Bibbia, a parte la versione a mensagem, che quella è una versione particolare, lì non so cosa c'è scritto, ma puoi prendere a riferimento qualsiasi versione della Bibbia che tu hai. In questo versetto non si parla di animali, si parla di una coppia di esseri viventi, ovvero Noè porta con te vita, porta con te vita. Quello che noi dobbiamo portare come figli di Dio intorno a noi per fare parte di questa storia, per essere al centro della sua volontà, è vita. Noi finiamo il culto solitamente, almeno se finisco io il culto, con quella che è chiamata benedizione apostolica, no? La troviamo in 2 Corinzi 13:13. La benedizione apostolica dice così, che l'amore di Dio Padre, no? Spero che ve la ricordate, la citiamo quasi alla fine di tutti i culti, che l'amore di Dio Padre sia con tutti quanti noi, no? È facile capire questo, l'amore di Dio, questo amore grande, inimmaginabile, perfetto, sia con tutti noi, facile. Che la grazia di Gesù Cristo sia con tutti quanti noi, è facile capire, quella grazia che Gesù ha versato su di noi deve essere con noi, è facile da capire. Ma poi c'è la terza parte di questa benedizione apostolica che dice, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Che cosa significa la comunione dello Spirito Santo? E non sta parlando della comunione con lo Spirito Santo. E anche qua potete prendere qualsiasi versione della Bibbia, italiano, brasiliano, spagnolo, criolo, no? Qualsiasi versione che vi venga in mente, troverete la comunione dello Spirito Santo, non con lo Spirito Santo. Se fosse comunione con lo Spirito Santo, significa che dobbiamo avere comunione con lo Spirito Santo. Va bene, è bello, è giusto avere comunione con lo Spirito Santo, sì, ma non è questo che la benedizione ci dice. Ci dice dello Spirito Santo. Questa parola comunione significa partecipazione, ovvero sta dicendo la partecipazione dello Spirito Santo sia con voi. Significa che lo Spirito Santo deve essere partecipe nella nostra vita.
Lo Spirito Santo deve essere partecipe nelle nostre decisioni. Lo Spirito Santo deve essere partecipe quando noi camminiamo, quando noi prendiamo una scelta, quando noi decidiamo di fare questo, quello. Perché? Perché se lo Spirito Santo è partecipe, quello che noi faremo sarà della volontà di Dio. Perché è lo Spirito che ci guida a fare la sua volontà, come abbiamo letto nel Salmo 143. È lo Spirito che ci guida. Se lo Spirito è partecipe nelle nostre decisioni, se Lui guida le nostre decisioni, se Lui sceglie al posto nostro, noi faremo la volontà di Dio. E facendo la volontà di Dio, noi porteremo vita intorno a noi. E è questo quello che Gesù vuole dai Suoi figli, che noi portiamo vita intorno a noi. Che noi possiamo essere luce di questo mondo. Una città che non può rimanere nascosta. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi. Stiamo per terminare. Stai facendo parte di questa storia. Sei al centro della volontà di Dio. Ti stai facendo guidare dallo Spirito in ogni tua scelta. Stai portando vita intorno a te. O le tue azioni, la tua testimonianza, le tue scelte stanno portando morte. In che modo noi possiamo fare questo? Ci sono infiniti modi. Ognuno di noi ha una chiamata unica, meravigliosa. Stavo parlando con un fratello l'altro giorno. Stavano dicendo che ho sentito tante volte, no? In questi 16 anni che vengo in chiesa, una delle profezie che più sento dire, una profezia biblica, no? Che viene rivolta alle persone, e spesso sentiamo dire su di noi la profezia che Dio rivolse, la parola che Dio rivolse a Geremia, no? Io ti ho conosciuto fino dal ventre di tua madre e ti farò profeta sulle nazioni, no? Bisogna avere un po' di discernimento quando noi leggiamo la parola, perché ci sono parole della Bibbia che hanno una interpretazione generale. Ad esempio il fatto che Dio ci conosca fino dal ventre di nostra madre, questo è generale. Dio conosce tutti quanti, non è che conosceva solo Geremia, conosce tutti quanti noi. Ma non tutti noi abbiamo la chiamata di profeta sulle nazioni. Geremia ce l'aveva. Ci sono persone che hanno altri tipi di chiamate, ci sono persone che saranno grandi o che sono grandi pastori, persone che sono grandi evangelisti, ci sono grandi apostoli, ci sono maestri della parola, ci sono persone ricordate per la loro compassione per le anime, per il loro servire, per il loro diaconato. Ci sono tanti modi di compiere il nostro ministero, la nostra chiamata, di essere questa fonte di vita intorno a noi. Quello che conta veramente è fare la volontà di Dio, indipendentemente dal modo in cui noi la faremo. Parlando con un fratello un po' di tempo fa, mi stava dicendo così: pastore, sapete la parabola dei talenti, no? Un signore prende 3 servi, ad uno dà 5 talenti, ad un altro ne dà 2, a uno ne dà soltanto 1. E lui va a fare un viaggio, dopo questo signore ritorna e quello con 5 talenti li ha fatti fruttare, ne ha fatti altri 5. E il Signore dice: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Poi va da quell'altro che aveva dato 2 talenti, e anche quello dei 2 l'aveva fatti fruttare, ne aveva 4 adesso. E il padrone, il Signore, dice: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Infine va dal servo a cui aveva dato un solo talento,
E questo servo che cosa aveva fatto? Aveva fatto una buca sottoterra e aveva sotterrato il suo talento, la sua moneta che il Signore gli aveva dato. A questo servo il Signore gli dice: vai via, vai là dove c'è pianto e stridor di denti, non ti voglio più vedere. E un fratello tempo fa è venuto da me e mi ha detto: pastore, io mi sento come quel servo da un talento. Dio mi ha dato qualcosa, non perché abbia un talento, ma perché Dio mi ha dato qualcosa. Ma di questo qualcosa io l'ho preso e l'ho messo sottoterra e l'ho coperto, è lì sotterrato. E era vero, sapete? E io gli ho detto a questo fratello, ho detto: è vero, tu hai fatto proprio questa scelta, tu hai sotterrato quello che Dio ti ha dato. Però la parabola ci dice che il Signore verrà a chiederci prestazione di quello che Lui ci ha dato soltanto quando tornerà. E c'è ancora tempo per sotterrare questo talento e metterlo a disposizione del nostro Signore, farlo fruttificare, farlo investire. Questa parola non è soltanto per quel fratello che un giorno mi ha cercato, questa parola è per tutti quanti coloro che forse oggi non sono parte di questa storia, che forse oggi non si sentono al centro della volontà di Dio, che forse oggi si rendono conto che Dio gli ha dato sì qualcosa, ma l'hanno sotterrato e l'hanno lasciato lì a morire. Però voglio darvi una buona notizia, buona più o meno, perché vorremmo che Gesù fosse già qua in mezzo a noi, ma Gesù non è ancora tornato. Gesù non è ancora venuto a rapire la sua chiesa, e finché Lui non tornerà c'è tempo di tirare fuori questo talento. E nessuno sa se Lui tornerà tra 10 minuti, domani, tra 20 anni. Nessuno lo sa. Ma i segni dei tempi ci danno la certezza che il suo ritorno è molto maturo, che presto Lui tornerà, e quando tornerà chiederà conto di quello che ci ha dato. E io voglio fare una preghiera per terminare questo culto. Io credo nella nuova storia che Dio ha per noi, una storia di cui noi possiamo fare parte a partire dal momento che ci mettiamo al centro della sua volontà. E abbiamo visto, fare la sua volontà non è facile, comporta rinunce, ma quello che porta intorno a noi è qualcosa di meraviglioso, vita e pace. È anche vero che fare la sua volontà porterà per noi un giorno una ricompensa infinita, la vita eterna. E ripeto, forse oggi qua ci sono persone che sono al centro della volontà di Dio, e gloria a Dio per le vostre vite. Siete quei servi dai 5 talenti, dai 2 talenti. Siete quei servi che stanno investendo e dando il loro meglio nel regno di Dio. Siete parte di questa storia al centro della sua volontà, e quello che state portando intorno a voi è già vita e pace. Ma forse oggi qua ci sono anche quelle persone che hanno preso il talento e da troppo tempo lo hanno sotterrato. E tu sei libero di fare quello che vuoi. Io non voglio obbligare né far sentire costretto nessuno, ma adesso la Lode canterà una canzone, e se durante questa canzone tu senti nel tuo cuore di aver seppellito il tuo talento, di non stare facendo quello che dovresti per Dio, voglio invitarti a venire qua davanti per pregare per te. E se non te la senti di venire qua davanti, non c'è nessun problema. Se te la senti soltanto di alzare la tua mano, un leader della chiesa verrà a pregare per te. E se non te la senti neanche di fare questo, voglio invitarti quantomeno a chiudere i tuoi occhi e cominciare a conversare con il Padre. Io credo che venire qua fuori o alzare la propria mano non sia un qualcosa di cui magari ci dobbiamo vantare, o sono andato fuori, o vergognare allo stesso modo. Credo che uscire qua davanti sia però un
passo molto forte che noi diamo agli occhi di Dio, perché noi stiamo mettendo davanti la vergogna, stiamo togliendo da noi la vergogna, stiamo togliendo da noi la paura e stiamo dicendo: Dio, io voglio veramente riconciliarmi con te, io voglio veramente donarmi completamente a te. Ma se non te la senti, ripeto, non c'è problema. Se vuoi puoi alzare la tua mano o semplicemente chiudere i tuoi occhi e pregare a Dio affinché tu possa ritornare ad essere quel servo che non nasconde il suo talento, ma che dà il meglio per il Signore Gesù, mettendosi al centro della sua volontà e facendo parte di questa grande storia. Amen.